tutti. Siamo tornati in studio, seconda parte di 7 in punto. Qui con noi questa mattina abbiamo Aldo Lorenzoni, direttore del Consorzio Tuteli Buongiorno a Vini tutti. di Soave. Buongiorno e benvenuto. Oinos, dicevano gli antichi greci, no? Il vino, ed era vino e ambrosia, era l'alimentarsi degli dei. Vino italiano, vino veneto, che pare che sia l'elemento di punta addirittura della nostra economia. E il Soave si dice, io non sono esperta di vino perché sono astemia, per cui ho molto da imparare da quello che oggi lei mi racconterà. Il Soave è il vino bianco più venduto nel mondo. Italiano. Italiano, ovvio. Sì, è uno dei vini più importanti d'Italia sicuramente. Abbiamo questo DNA da export, quindi che viene da lontano onestamente, forse è stato uno dei primi vini ad essere esportato, questo merito dei produttori che hanno colto fin dall'inizio queste grandi opportunità, prima nei paesi più vicini, naturalmente in Europa, poi soprattutto negli Stati Uniti, e adesso la vera sfida è quella di conquistare tutto il mondo, ma è un po' tutto il sistema enologico, viticolo-enologico del Veneto che sta veramente andando bene. Anche se spesso al Veneto, ai vini del Veneto non viene riconosciuta un blasone di superiorità a livello, diciamo, soprattutto del mondo della comunicazione, invece è il Veneto che rappresenta la parte principale e credo abbia veramente dei vini che stanno facendo la storia dell'enologia italiana e non solo. Notizia di questi giorni, non so se è la solita notizia che raccontano i giornalisti, il vino italiano dà dei punti, ha surclassato la tradizione enologica francese. Lei prima faceva riferimento a vini veneti meno blasonati di altri vini italiani, forse faceva riferimento ai vini toscani? No, io di solito raramente parlo di altri territori, quindi anche stamattina cercherò di evitare. Di certo ciò che il Veneto sta mettendo in campo con i vini più tradizionali, se vogliamo, il Soave, il Valpolicella, il Bardolino, che continuano ad essere trainanti per intere aree economiche, e io chiamo vini che hanno fatto sistema nei loro territori, quindi perché? Perché da 50 anni riescono a distribuire reddito, da 50 anni non si estirpa un vigneto, da 50 anni le aziende crescono e non calano. Poi naturalmente il Veneto ha messo in piedi nel corso degli anni tanti altri fenomeni che ci auguriamo diventino sistema. Pinot Grigio, prima il fenomeno Prosecco che è diventato un vero fenomeno del sistema Veneto, non quasi solo un simbolo del Made in Italy, no? del Per Triveneto, traslato. è vero, però non nasce qua, certo. Nasce dal genio dei Veneti, nasce dalla capacità organizzativa dei Veneti, nasce dalle imprese venete e naturalmente l'evoluzione della Valpolicella, quindi l'Amarone. Ecco, sono vini che veramente tutti quanti, sia quelli più storicizzati sia quelli nuovi, che veramente fanno oggi del Veneto la regione di punta nel sistema vitinologico. Poi essere primi rispetto ad altre regioni, onestamente anche rispetto alla Francia, sono dati che escono alla fine di ogni vendemmia, quindi parlano di numeri, parlano di chili di uva, parlano di quintali raccolti e non parlano di mercati, non parlano di valori. Per non cui parlano io direi, di quel sistema a cui faceva riferimento lei prima? No, parlano naturalmente della capacità anche del Veneto di fare volumi. Importante è poi trasformare questi volumi in valore importante, comparabile con le tante altre regioni che nel mondo fanno qualità e sono in competizione con i vini del Veneto. Di certo il Veneto sta andando molto bene, credo sia una delle regioni oggi più invidiate, perché ci muoviamo sia dal punto di vista della valorizzazione di vitigni propri, originali, li chiamano autoctoni, no? E questo lo sappiamo fare bene, Garganega per il Soave, la Corvina per la Valpolicella, la Glera per il Prosecco, però altrettanto bene facciamo nel metodo che rimane proprio, quindi grandi vini bianchi come tradizione, però metodo dell'appassimento per fare
sia l'Amarone, sia gli altri vini passiti, gli altri vini dolci se vogliamo, ma soprattutto la spumantizzazione per quanto riguarda il Prosecco e direi anche per quanto riguarda il Durello, che è questa bella, bellissima, fresca, giovane ma intensa novità nel panorama enologico veneto. Come è riuscito il mondo vitivinicolo veneto a raggiungere questi livelli di eccellenza? Lei ha parlato di un sistema, della cura di questi vitigni autoctoni, no? Quasi fare un flashback e dedicarsi a quello che la natura in qualche modo ci aveva regalato, coltivarlo, rispolverarlo, quasi restaurarlo, rinvigorirlo e rilanciarlo. Allora, sicuramente le basi ci sono. No? Perché quando si parla di vocazione in genere si pensa, no, che è un territorio che è particolarmente adatto a fare un determinato tipo di prodotto. Allora il Veneto sicuramente vuoi tutta la fascia pedemontana, che comunque è piuttosto interessante anche diversa, dal punto di vista estesa, paesaggistico, variegata. cioè attrae, attira, disteso su questo corridoio in cui passa un sacco di gente, no? Questo corridoio 5, se vogliamo, sfiorato anche dai grandi percorsi che portano nord-sud. Diciamo, il Veneto sa esprimere tutta una serie di territori. Il segreto qual è? Che poi ha saputo in qualche modo non tradire, non copiare, e questo ci è riconosciuto sui mercati. Se poi a questo aggiungiamo, e credo che sia la cosa più importante, la capacità di lavorare insieme, penso a quanto il sistema della cooperazione incida nel contesto del Veneto, ma poi anche la capacità di essere innovatori, di attraversare, di provare nuove tecnologie, di non essere come si può dire, standardizzati nei processi, sì, schiavi, quindi essere anche innovativi, poi, creativi, anche azzardate. Salvaguardare la tradizione, quelli che sono le basi fondanti della nostra identità, ma poi anche sperimentare, correre più veloci e con più dinamismo di altri, guardandoci attorno. Quindi saper trovare anche delle forme aggregative nuove. Pensiamo che il sistema della cooperazione veneta è tra i primi che, oltre ad essere stato, ad aver sviluppato il sistema della cooperazione, è quello che ha capito che bisogna aggregarsi, no? E quindi avere quei numeri per essere competitivi in determinati mercati. Però ecco, un'aggregazione che non è solo, non so se è quello che voleva dire lei, un'aggregazione che non è solo essere uniti per andare a vendere un prodotto, ma è un'aggregazione per migliorare sempre di più la qualità di un prodotto e anche la promozione di un prodotto, perché qui abbiamo il tavolo pieno di Deplian che praticamente illustrano una serie proprio di iniziative legate ai vari vini, questi vini DOC, dal Durello piuttosto che al Soave, che sono iniziative, possiamo dirlo, enoculturali. Assolutamente, cioè è quasi un obbligo ormai. La competizione anche nel mondo del vino, soprattutto nel mondo del vino, è diventata veramente alta, per cui se non c'è un grande territorio fai fatica a dire che c'è un grande vino, e questo lo stiamo facendo con il Soave, cercando di valorizzare la sua fortissima identità legata a un'uva assolutamente originale che è la Garganega, essere il bianco italiano, il punto di riferimento per quanto riguarda i vini bianchi, valorizzare il suolo, quindi la sua origine vulcanica, e farlo raccontando nella maniera più bella a tutto il mondo questo tipo di identità forte. Certo, devi avere le aziende, devi avere delle strutture, devi avere delle motivazioni, perché raccontare il vino prima e venderlo poi devi saperlo fare bene, e lì ci sta tutto il genio del sistema veneto, se vogliamo. Il sistema veneto che ha creato dei prodotti culturali. Assolutamente, allora magari piccole, bravissime aziende che valorizzano i loro cru, ma poi anche la capacità di grandi imprese del vino che mettono in campo anche tanti mezzi per poter, l'abbiamo detto prima, concorrere sul mercato globale. E il Veneto è una regione da mercato globale sicuramente. Mercato globale cosa significa? Che andate oltre si viaggia molto. Mi piace proprio raccontare che in questo
che in questa parte finale dell'anno l'attività soprattutto dei consorzi veneti è veramente, veramente incessante. Siamo appena tornati dagli Stati Uniti, quindi da Chicago, Los Angeles, con una manifestazione che ha coinvolto parecchie aziende. Siamo in partenza, anzi credo che qualcuno sia già a Hong Kong, e un'altra delegazione parte per Shanghai la prossima settimana. Parte oggi la Fiera Cavalli, no? Quindi a Verona saremo lì con i vini del Veneto a raccontare come si può vivere anche un parco enologico, e ne abbiamo tanti nel Veneto, a cavallo. Come si può vivere appunto un parco enologico? Insomma, prendiamo il territorio del Soave, sono 7.000 ettari di vigneto, credo che non esista, anzi lo dice l'Istat, no? È la zona a più alta intensità viticola in Italia. E come fai a trasformare questo che abbiamo sempre inteso essere solo un'area per la produzione in un'area per ricreare vita, o comunque per viverci bene. Quindi devi valorizzare tutto ciò che è di bello, e non è poco, nel sistema Soave, e quindi i percorsi che possono essere fatti a piedi, a cavallo, in bicicletta, l'accoglienza delle imprese, gli agriturismi, l'attività frenetica della strada del vino, no? E questo vive in un comprensorio che quando si passa magari sull'autostrada non capisci che c'è questo patrimonio, no? Ma un attimo, quando arrivi al castello, apri la porta e capisci quale può essere l'offerta, e la stiamo vendendo anche nel mondo questa nuova opportunità. Le imprese ci credono e stanno investendo molto. Una bottiglia di vino, di buon vino veneto, di Durello piuttosto che di Soave, è una specie di filo d'Arianna per entrare in un labirinto carico di sorprese? Sì, sicuramente il Durello è forse la sorpresa, no? Perché è una sorpresa panorama, il Durello? Nel panorama, io lo chiamo, anzi l'abbiamo battezzato bollicine native diverse per natura, no? Perché in questa regione così conosciuta per altri vini, riuscire a raccontare qualcosa di nuovo, il Durello lo sta facendo. Erano pochi produttori qualche anno fa, 7-8, piccoli eroi, diciamo così, che testimoniavano questa Lessinia, questa Lessinia poco conosciuta, infatti si chiama Lessini Durello, quest'uva così ruvida, così aspra, così dura se vogliamo, e quindi che quasi da domare? Esatto, che allontanava un po' i consumatori, e piano piano invece ci hanno ricavato uno spumante assolutamente buono, morbido ma originale, deciso. sì, molto diverso dagli altri magari più conosciuti in questo momento, da 50.000 bottiglie, che sono poca cosa nel mondo del vino. Oggi siamo a 700.000 bottiglie, i produttori stanno crescendo, siamo più di 20 aziende, e abbiamo questa manifestazione bellissima, e vale la pena, credo, esserci, perché sono 22. 3 giorni intensi, 22, 23 e 24. Tra l'altro in un contesto assolutamente unico. Quindi siamo a Borgo Roccasveva, e qua il Durello non ha voluto giocare questa partita da solo, perché si sente forte. L'abbiamo già fatto, abbiamo chiamato un po' di amici da tutta Italia, e credo anche da tutto il mondo, che in qualche modo possano accompagnare questo vino, che rimane assolutamente inimitabile. Direi tutti i Durelli del mondo, Soave 22, 23, 24, però abbiamo tanti altri bei vini, più di 100 vini. La storia del Durello mi fa venire in mente una domanda: è il palato del pubblico che decreta il successo di un vino, o è la forza di un vino che alla fine conquista il pubblico? È indubbio che ogni consumatore, no? In ognuno di noi c'è curiosità, per cui se tu ami il vino, lo ami veramente in maniera viscerale, e ami la gente poi che lo fa, perché il vino, ogni bottiglia è diversa l'una dall'altra, quindi non può essere paragonato a un altro tipo di bevanda, cioè il vino racconta tutta una serie di storie, ed è questa la sua bellezza, per questo non stanca mai.
del terreno, del sole, della pioggia, tutto, e ogni chicco d'uva poi ha un suo... ma anche la faccia dei produttori, insomma, le loro storie, la loro capacità di interpretare ogni stagione, no? Quindi non c'è nulla, se vogliamo, di industriale, siamo nell'ambito di un lavoro sempre familiare e sempre artigianale, per cui già questa diversità che è insita nel prodotto stesso, diciamo, alimenta curiosità, alimenta preparazione, perché chi ama il vino poi si documenta e quindi si documenta sulla storia, si documenta sulla geografia dei luoghi, si documenta sulle persone, sul modo di vivere, sul modo di comunicare di queste persone, per cui mi piace un consumatore infedele, se vogliamo, no? Perché deve muoversi, deve curiosare. Poi effettivamente c'è un momento in cui alcuni vini piacciono per un determinato periodo più degli altri, perché in quel momento particolarmente storico, per la loro particolare natura. Adesso amiamo vini un po' più freschi, meno strutturati di qualche anno fa. Forse perché li abbiniamo a un'alimentazione che è cambiata. Beh, abbiamo visto di tutto, no? L'amarone con la mozzarella, però non vorremmo arrivare lì. Credo che nell'innovazione ci siano dei concetti base invalicabili. Esatto, è un cultore del vino, magari per quanto sia nouvelle enologia, però ci siano degli elementi che rimangono fondanti. Tendiamo ad avere piatti più leggeri, ecco che allora alcuni vini, parlo del Soave, parlo naturalmente anche del Durello, che ricordiamolo è uno spumante, forse non l'abbiamo detto, quindi quest'uva viene spumantizzata e ha trovato veramente, vuoi per la curiosità del nome, vuoi perché racconta storie, pensiamo a Giulietta Romeo, no? Quindi questa DOC forse unica nelle DOC venete, che unisce due province che non si potevano vedere, quindi Verona e Vicenza, vuoi che racconta un po' anche la storia dei Cimbri, quindi questo popolo che abitava le vallate della Lessinia, quindi c'è tantissima curiosità proprio perché ci sono tante cose da raccontare. Immaginiamo che alcune aziende tengono il Durello spumante nelle grotte che ci sono sotto i castelli di Giulietta a Montecchio. Sono tantissime cose che facciamo da tanti anni. Lo abbiamo detto a pochi, adesso vorremmo raccontare queste storie in maniera più importante, in una manifestazione molto, molto articolata. Un bicchiere di vino può essere come un libro che si legge con il palato? Riprendo un po' tutto quello che ho detto, sicuramente è una chiave d'accesso a tanti mondi, no? Poi ognuno ci mette la cultura che ha dentro, la sua preparazione, la sua sensibilità, e un bicchiere cominci a sfogliare il libro, poi mi auguro che ci sia qualche altro calice per arrivare alla fine del libro. Che cosa significa amare il vino? Beh, lo vediamo tutti i giorni, a tutti quelli che sono in contatto col mondo dei consorzi, tutti quelli che ci vengono a trovare sui nostri territori, spesso ne sanno più di noi, si sono preparati, conoscono molto bene tutti i produttori e se vuole sto vedendo una passione viscerale in tutti quei corsi di approfondimento o di avvicinamento al vino che in ogni zona ci sono, quindi immagino... Cos'è che attrae di più in questi corsi? Quali sono le informazioni che uno chiede con maggiore interesse riguardo al vino? Intanto credo che sia un collante di socialità il vino, collante nel senso buono, cioè se c'è un calice di vino tra due persone siano insieme per un caso, per una cena in famiglia, per un aperitivo, per una cena, per un momento di lavoro, comunque avere il vino al centro ti aiuta prima a conoscerti meglio e poi sicuramente il risultato sarà migliore, qualsiasi sia l'obiettivo della cena.
Tornando proprio all'amore per il vino, che cosa spinge anche a indagarlo, a scoprirne i vari profumi, i vari aromi, perché insomma quando si sentono, si vedono i sommelier raccontano da un piccolo sorso, raccontano un mondo che è una poesia, no? Che affascina indubbiamente. Siamo partiti, no, con il ragionamento della competizione. Rimane un prodotto economico, rimane un prodotto che deve avere un mercato, che deve trovare mercato, che deve conquistare consumatori, per cui come qualsiasi altro prodotto che ha anche delle valenze economiche, al di là di tutto quello che abbiamo raccontato, per competere deve essere arricchito di valori. Logicamente la qualità intrinseca dentro la bottiglia ci deve essere, no? Quindi il vino deve essere comunque piacevole, buono, deve assecondare determinati piatti, determinati momenti della giornata. Partiamo dai vini frizzanti, più semplici. Lei mi concede di dare lo spazio alle bollicine della pubblicità e poi torniamo ancora a parlare di vino? A tra pochissimo, grazie. Siamo tornati in studio, ultima parte di Sette in Punto, con noi Aldo Lorenzoni, direttore del Consorzio Tutela Vini Soave. Stavamo parlando di questi vini d'eccellenza che sono i vini veneti, abbiamo parlato del Soave, abbiamo parlato del Durello, si parlava anche del valore che ha il vino, che resta comunque un prodotto economico, un prodotto che in qualche misura, dobbiamo dirlo, traina l'economia nazionale. No, in dubbio, sei comunque stimolato ad arricchirlo, no? Di valori, quindi di saperi, se vogliamo, e questo va comunicato al consumatore, prima al buyer, se seguiamo la catena della distribuzione, poi al consumatore. Spesso si riesce anche a fare la catena in maniera inversa, quindi si comunica al consumatore. Immaginiamo tutti i turisti che vengono a visitare il Veneto e poi proprio quando arrivano, scoprono esattamente qual è la ricchezza, quali sono tutti i nostri vitigni. Molti anche vengono a fare dei percorsi proprio perché attirati da alcune caratteristiche che può essere la visita alle cantine, la scoperta di un vino DOC e magari l'itinerario a cavallo. Si diceva appunto oggi apre fiera a cavalli, l'itinerario a cavallo, l'itinerario in bicicletta. È indubbio, è indubbio. Siamo appena tornati da una fiera a Rimini per la valorizzazione dei territori e onestamente è una fiera turistica, prettamente turistica, però la parola vino viene sempre fuori per prima quando i vari tour operator sostanzialmente, e quindi se un territorio ha anche questa tipologia di offerta è naturalmente avvantaggiato rispetto agli altri. Ogni provincia del Veneto riesce ad offrire, direi, una bella serie di opportunità, vuoi di percorsi, vuoi di accoglienza, integrando quella che è già un'offerta ricchissima, perché dal mare al lago, alla montagna, alle città d'arte, insomma credo che non ci manchi niente. Certo abbiamo anche grandi vini che possono veramente far star meglio i nostri turisti, che poi ritrovano, per fortuna, perché non siamo solo... non facciamo i vini solo da bere in questa regione, abbiamo dei numeri importanti, riusciamo a portarli in tutto il mondo. In Soave abbiamo fatto i conti recentemente, siamo in circa 64 mercati, sicuramente tra i più importanti del mondo, e siamo proprio in partenza con una nuova missione negli Stati Uniti, in cui avremo un mese di promozione del Soave in tutta una serie di punti vendita. Questo lo facciamo anche insieme con gli altri vini veneti, quindi c'è questa capacità oggi dei consorzi, dei territori, ma di andare soprattutto insieme, di lavorare insieme, anche perché le aziende ormai sono cresciute.